Dobbiamo aiutare i migliori ad essere di esempio per tutti gli altri, abbiamo bisogno di campioni, abbiamo bisogno che il merito sia riconosciuto, sia valorizzato e tutti gli altri possano prendere ad esempio, così facciamo elevare la nostra società. Ma quando abbiamo fatto tutta la verifica di questa crisi che ha cambiato, significa trasformazione, abbiamo visto che le aziende migliori sono proprio quelle che hanno investito sulle risorse umane, che sono andate all'estero, quindi hanno aumentato la loro capacità non di delocalizzare ma di internazionalizzare rimanendo a produrre qui, e il terzo elemento è che hanno voglia di cogliere la sfida. Se poi riusciamo a farlo insieme, questo significa anche far aumentare la nostra capacità di far crescere le aziende, di farle diventare più grandi e migliori nell'affrontare le sfide competitive. Chi meglio degli italiani sa tessere relazioni? Queste poi diventano anche rete commerciale, diventano anche rete di competenze, diventano soprattutto una rete che ci fa sentire in qualche modo parte della stessa famiglia. Abbiamo bisogno di patrioti per difendere le nostre imprese. E quello che noi vogliamo mettere in vetrina è la parte migliore della nostra comunità, i migliori come esempio di vita, di impresa, di stile, di capacità di sacrificio, di obiettivi, di relazioni. Allora lì vediamo che la gioventù, che non è solo una categoria dello spirito, ma è anche una dimensione generazionale, quella di cui tante volte parliamo in termini statistici, invece è un grandissimo patrimonio di energia. Un giro del Veneto di 7 province, tutte con straordinarie storie da raccontare, storie di impresa, storie di tradizione, storie di identità, storie di una capacità di lavoro che ha messo insieme imprenditori, lavoratori, mondo della scuola, mondo della ricerca e che oggi insieme proviamo a far emergere come il modello a cui fare riferimento. Se l'Italia assomigliasse un po' di più al nostro Veneto, l'Italia sarebbe più forte. Acquisire nuove competenze significa essere più forti. E se nel mondo ci guardano pensando che l'italianità sia uno stile straordinario, noi dobbiamo immaginarlo nella meccanica, dobbiamo immaginarlo nel design, dobbiamo immaginarlo nella moda, nell'agroalimentare, nel turismo, in tutte queste categorie, in tutti i settori che ci possono venire in mente. C'è qualcosa di straordinario che parla dell'Italia, che parla del Veneto, che non può farci arrendere alla mediocrità. Il Veneto si rappresenta facilmente, è una gru in eterna costruzione, è il ponte dell'Accademia, nato per essere provvisorio e poi rimasto in tutti questi anni, secoli, e che rappresenta l'Accademia, lo studio, la ricerca, qualche cosa che sembra provvisorio ma è il punto di riferimento, è un ponte, lega due sponde e oggi dobbiamo traghettare i giovani verso il futuro e il mondo dell'impresa verso nuovi orizzonti.